La concentrazione quella sera era al massimo, perché incontrare Diego Armando Maradona, insomma, era un compito importante, difficile e quindi dovevi essere al massimo per contrastarlo. Mi è andata bene perché ho fatto il primo tempo veramente alla grande. Ricordi personali che si intrecciano con il grande sport, quelli di Francesco Casagrande. C'è anche lui quel 29 agosto del 1981 allo stadio di Firenze, quando davanti a 60.000 spettatori la grande Fiorentina sfida in un amichevole, si fa per dire, la nazionale argentina. Tra i viola c'è Casagrande che segna pure un gol, tra gli argentini Maradona, già un mito internazionale, ma il centrocampista di Mareno non concede sconti al Pibe d'Oro, la marcatura uomo è implacabile e ruvida. A riconoscere quel primo tempo da record, la stampa dell'epoca, ma soprattutto Diego Armando, che a fine partita regala a Casagrande la propria maglia, oggi custodita come il cimelio più prezioso. È stato molto gentile regalandomi questa maglia e poi negli anni ho ricevuto anche degli auguri di Natale che non me ne sarei mai aspettati, che mi ha dato tanta gioia. Casagrande incontra Maradona più volte nel corso degli anni '80, anche con i colori della Sampdoria, ogni volta l'impressione di essere davanti a qualcosa di più che a un semplice calciatore. Era un calciatore diverso da tutti, che io ho avuto la fortuna di marcare gente come Zico, come Platini, Falcao stesso, cioè per atleti, giocatori di un certo spessore, ma Maradona aveva qualcosa in più, una personalità, un carisma che faceva la differenza. Diego non c'è più, vivremo con i suoi ricordi, con i filmati che ci ha lasciato e penso che sia un personaggio immortale, sarà sempre con noi. Son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.